La Grande Treviso è un'opportunità non soltanto per la città di Treviso, ma per un territorio più vasto composto da 19 comuni che si aggregano insieme con un'unica grande visione, che compongono un'unica grande comunità di 350.000 abitanti. Condividere politiche urbanistiche, ambientali e di mobilità significa dare la possibilità a questa grande comunità di andare in Europa a reperire le risorse per far fare un vero salto di qualità al nostro territorio. Casier si distingue perché fin dalle origini il Sile che lo circonda ha quella caratteristica di aver avuto la navigazione iniziale per portare il commercio. Il cimitero di Burci distingue il territorio di Casier per il fatto che è la testimonianza delle origini probabilmente del commercio che c'erano, e dunque da lì si è insediata un po' tutta la residenza, tutti gli abitanti, che hanno contraddistinto un po' le due piazze che abbiamo, cioè quella di Casier appunto che si affaccia e quella della frazione d'Osson che invece è un po' più commerciale, industriale e artigianale. Casier è caratterizzato dal percorso della Restera, della Ringway e del Girasile. Si può arrivare al porticciolo, si possono noleggiare imbarcazioni a mobilità lenta e poi abbiamo tutti i ristoratori che metteranno a disposizione tutte le varie nostre specialità del territorio. Il prodotto tipico è il radicchio rosso di Treviso, dove noi facciamo una meravigliosa festa che è fine gennaio, primi di febbraio, proprio per valorizzare questo prodotto tipico. Casier offre anche una ricchezza sportiva, abbiamo tutte le attività, dal basket, calcio, calcio a 5, abbiamo pallavolo, e che ogni anno, da quarta edizione ormai, proponiamo proprio una festa dello sport la prima domenica di settembre per valorizzare queste attività che abbiamo, che sono importantissime anche per i giovani.